Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi a questo primo incontro di oggi della Book Week di Tre Baseleghe. Sono Alessandra Pizzi, rappresento Italipost, ma sono anche di Tre Baseleghe, quindi sono ancora più felice di essere qui oggi. Comincio dando sicuramente il benvenuto a Luca Zaia, che oggi presenta il suo libro, e vi chiederei un applauso. Con noi anche Nicola Cesaro, vice capo servizio del Mattino di Padova, che ha il compito di condurre insomma, questa presentazione, ma prima di lasciarvi... Grazie. Prima di lasciarvi la parola ci tengo a ringraziare il Comune di Tre Baseleghe, il Mattino di Padova e Grafica Veneta per il sostegno, e lascerei la parola al sindaco Antonella Zoggia. Do solo un saluto, un benvenuto al nostro presidente Zaia e un benvenuto anche a voi. Grazie di essere qui a Tre Baseleghe, ci teniamo, siamo affezionati al nostro governatore e niente, siamo anche contenti di sentire anche la sua produzione letteraria, quindi benvenuti e godetevi la giornata. Grazie a Italipost e un invito a partecipare ai prossimi incontri di Book Week a Tre Baseleghe. Grazie. Vi ricordo che trovate poi su In Cima alle Scale tutti i libri di Book Week e anche quello che presentiamo ora con Luca Zaia. Al termine dell'incontro, per chi ha piacere, prevediamo anche un firmacopie, quindi poi fornitevi insomma della copia che noi procediamo. Grazie mille ancora e lascio a voi la parola. Grazie. Presidente, partiamo se d'accordo con un esperimento immedesimazione. Allora, 7 settembre 1986, diamo delle coordinate pop per capire dove siamo. In vetta alla classifica c'è Easy Lady di Spagna, ma c'è anche Papa Don't Preach di Madonna che la tallona. Si sente anche Terra Promessa di Eros Ramazzotti, ma è già da qualche mese che c'è. Sportivamente parlando, mancano 7 giorni al debutto del Napoli di Maradona, che vincerà lo scudetto, ma anche al debutto di un nostro talento nostrano che è Roberto Baggio con la maglia della Fiorentina. Nelson Piquet quel giorno vince il Gran Premio d'Italia, Gran Premio che poi in qualche maniera la Formula 1 che ritornerà. In TV c'è la Trinità, Dallas, Drive-In e Pippo Baudo, uno e Trino. Il Corriere della Sera quel giorno dà una notizia, segno che i tempi purtroppo non cambiano. 21 morti nella sinagoga di Istanbul, una strage a cui il Corriere dedica 3 pagine. Io ho 2 anni, sto guardando Vola mio mini pony, molto probabilmente, che è il cartone del momento. Luca Zaia ha 18 anni, non ha minimamente in testa di diventare presidente della regione, non pensa a Vola mio mini pony, non pensa a Pippo Baudo, ma ha un'altra cosa in testa. Cosa ha in testa quel giorno? Beh, intanto grazie per l'invito. È la seconda volta che vengo qui, oltretutto, a Book Week, e quindi grazie anche a The Post, insomma, e grazie a Cesaro per l'intervista. Ma guardate, questo libro, posso dire una roba? Questo libro io l'ho scritto a 18 anni, cioè appena tornato da questa vacanza, perché questa è una vacanza di 3 diciottenni, e quindi chi leggerà il libro troverà 211 pagine di un racconto, che però è un racconto che ha dei personaggi, insomma, molte storie, accadono molte cose durante questo viaggio. Il libro fondamentalmente è una prima parte che è il contesto dal quale questi 3 ragazzi diciottenni partono, che è un contesto del Veneto, la costruzione del viaggio, che è un viaggio quindi la costruzione del viaggio a scuola, eravamo in 4ª superiore, e poi ovviamente il viaggio, la parte italiana, la parte francese, la parte spagnola e la parte inglese, perché andiamo anche a Gibilterra, poi la vacanza, la 4ª parte, cioè 24 giorni o quello che è a Marbella e dintorni, diciamo così, ed infine il ritorno, no? Forse il capitolo più struggente è l'11° capitolo, che dà un po' il senso a tutto il libro. Allora, il libro da un lato è un racconto, dall'altro non è Amarcord, ma è la volontà di parlare dei giovani di oggi, di valorizzarli, perché noi adulti rappresentiamo una narrazione che è assolutamente negativa, no? Cioè esistono solo il baby gang, esistono solo dei ragazzi che non hanno voglia di fare niente, ma invece non è così. Cioè la stragrande maggioranza dei ragazzi è più brava di quando noi avevamo la loro età, anche perché hanno delle opportunità che noi non abbiamo.
Cioè noi veniamo da un mondo analogico dove ad esempio per un viaggio non c'era il navigatore, non c'era la moneta unica, c'erano le frontiere, non avevamo Instagram, non avevamo i social media per fare le foto, il telefonino per fare un video, ma avevamo i 12, 24, 36 scatti, ve lo ricordate? Avevamo l'Interrail, avevamo il Travel Check. Per andare in Spagna io dovetti partire con le pesetas, i franchi francesi e le sterline anche per la parte inglese. Quindi cosa avevamo in testa? La scoperta, perché noi vivevamo fondamentalmente con l'unico elemento di connessione che avevamo erano i libri, quindi quando li usavi per studiare, quando li leggevi per informarti, ma non ce n'erano tanti. Quando andavi nella biblioteca comunale per approfondire, ma anche lì non ce n'erano tanti, e quando se eri più fortunato e avevi dei genitori magari un po' più facoltosi o che avevano qualche possibilità in più, avevi l'enciclopedia a casa, ve la ricordate? Conoscere, 1000 ricerche, poi c'era un'altra, qual era là? I 15, vedo che c'avevate l'enciclopedia a casa. I 15 era quella grigia con le fascette di tutti i colori, perfetto, io le vedo dei trovarobe, queste robe qua. E detto quindi per conoscere bisognava viaggiare. E quindi in testa cosa avevamo? Avevamo che il viaggio ci avrebbe arricchito, il viaggio ci avrebbe portato apertura mentale, ed è quel viaggio analogico che noi abbiamo fatto con 70 ore di auto da Conegliano a Marbella, quasi 3.000 chilometri, che oggi io farei con 32 euro di volo Treviso, che è vicino a Conegliano, Malaga, che è vicino a Marbella, 60 km da Marbella, con 32 euro lo farei in 2 ore e mezza di volo. Capite che è cambiato il mondo. Però dalla Spagna arrivavano gli echi di una gioventù festante. Perché festante? Perché erano 11 anni passati dalla morte di Francisco Franco, dal dittatore, e quindi cosa accadeva? Accadeva che questa nazione viveva i suoi primi, come si può dire, albori di democrazia, di nuova democrazia, e noi infatti abbiamo trovato una gioventù festante, i ragazzi stavano in strada, qui ormai oggi è comune vedere i ragazzi che fanno, non so, l'happy hour, lo spritz in strada, davanti ai bar, cioè c'è proprio come si dilaga questa folla che fa festa. Da noi allora non c'era, ma in Spagna sì. E quindi penso che il percepire la fine della dittatura e l'inizio di questo nuovo corso democratico fosse qualcosa che interessava a tutti un po' gli europei, non andare a vedere cosa accade in Spagna. Ma guardate, noi rappresentavamo anche un'altra generazione, quella generazione che 3 anni dopo, il 9 novembre del 1989, andò sopra il muro di Berlino e fu la generazione che fece cadere il muro di Berlino. Quindi sono stati anni epocali anche per quella che oggi noi vediamo come questa nuova Europa, che è quella dell'Europa senza le frontiere, con la moneta unica. Quindi sono stati anni cruciali quegli anni, questo volevo dire. Il viaggio, oltre alla scoperta della sorpresa, piccola parentesi simpatica, Luca Zaia si sorprende non quando arriva in Costa Azzurra, si sorprende già a Montagnana. Lei a un certo punto dice, cioè arriva a Montagnana e dice... L'hai letto il libro? L'ho letto. Bravo. E sono di Montagnana, io quindi quello. gioco in casa. Quindi ecco, una scoperta che parte veramente dai primi chilometri, ma è anche, e ribatto a quanto detto fino adesso, una lezione di geopolitica continua. Nel senso che Donna Carmen, che era la proprietaria del locale, del negozio Angusto in cui loro andavano a comprarsi da mangiare spendendo poco, ha nostalgia del regime di Franco, ma ci sono anche i coinquilini nell'ostello marocchini, 2 giovani marocchini che raccontano di uno Stato con delle difficoltà ma che stava sicuramente cambiando. Ma ci sono anche confronti su temi non di politica alta, mi viene da dire. Per esempio, il dibattito animato che ha con una giovane iberica sulla necessità di mantenere una tradizione come la corrida. Ecco, quindi questo viaggio per voi è diventato una vera lezione di geografia, di socialità e di politica internazionale? Bah sì, dopodiché il contenuto lo si può... Cosa succede? Ah, fa interferenze, grazie. Dopodiché ovviamente la lettura è una lettura che va oltre il racconto, questo è poco ma sicuro, però il racconto c'è tutto, dalla prima fino alla 211esima pagina. E quindi troverete questi personaggi. Donna Carmen, la signora Carmen, è una rivenditrice che ha un piccolo negozietto, sono state 10 metri quadrati, e il negozio si stava spegnendo assieme a lei come una candela, una vecchissima signora, franchista incallita, nostalgica, che ci rompeva le palle tutti i giorni dicendoci ma ci stava meglio quando si stava peggio, questi giovani che fanno casino, chissà come ridurranno la Spagna. Ah, poi c'è Peco, il portiere di notte, quello è un altro cameo che ho voluto
al quale ho voluto dare una veste un po' più cinematografica assieme alla Donna Carmen, oppure Soledad, che è la ragazza andalusa che discute dell'identità, perché voi sapete che questo dibattito in Spagna c'è, e poi noi italiani, diciamolo fino in fondo, ma anche i turisti in generale, ci andavano con due obiettivi. Lasciamo perdere quello culturale della visita di tutto quello che sono le eccellenze culturali di un paese così bello come la Spagna, ma fondamentalmente le due cose, brutto da dire, ma è così da diletto, era il flamenco, quindi andare a vedere il flamenco, la sevillana, che sono i due balli, diciamo, tipici ad esempio dell'Andalusia, e poi la corrida. La corrida era uno spettacolo brutale, dove tu vai lì, la prima volta ignaro, come è accaduto a me da ragazzo, e ti ritrovi davanti all'uccisione di un animale che è una statua, che è stupendo, e quindi conosci anche per la prima volta la morte in diretta, perché questa è la tragedia, e questa brutalità in una parte di spagnoli viene difesa con una riflessione che Soledad fa rispetto a tutto il tema identitario, no? Per loro, cioè, se sentite uno spagnolo, diciamo, difensore della corrida, soprattutto nella Spagna del Sud, vi racconterà tutta diciamo, la genesi della corrida, vi dà un'altra lettura, vi spiega tutta la gestualità della corrida, e fra l'altro poi ho voluto chiudere con un messaggio di speranza questo racconto, no? Esiste però il toro indultado, si dice in spagnolo, il toro che ha l'indulto. Cosa accade? Accade che se, voi sapete che il toro nella corrida muore, cioè anche se dovesse morire il torero, il toro muore. Però c'è un toro che è l'indultado, che poi è un po' la storia della vita, se ci pensate, è un po' estremizzata sta roba, no? Ma c'è sempre un'opportunità anche per il toro, che sa che entra nella Plaza de Toros e dovrebbe uscire morto, trascinato fra l'altro da sti poveri cavalli che hanno sto ruolo infame di trascinare un toro morto. E l'indultato è il toro acclamato dal pubblico. A un certo punto il pubblico, che vede sto toro valoroso, dice al torero: toglite dalle scatole e lasciatelo vivo sto toro. Accade, raramente accade, e questo esce da trionfatore, verrà medicato e diventerà il grande riproduttore che darà vita a una linea di sangue nelle faziende, nelle aziende di allevamento di tori. Però al di là di questo la brutalità resta della corrida, ma io ho voluto approfittare del dialogo con Soledad per parlare anche di identità e di altri valori. Ma poi troverete anche Miguel, che è un mandriano, e un sacco di altri personaggi. Insomma, spero ti sia piaciuto il libro, ancora non l'hai detto. Mi è piaciuto, Bene. Compratelo. Ascolti Presidente. Vabbè, abbiamo già venduto 15.000 copie, quindi non sta andando male. E siamo già a 100.000 mi pare, comprendendo anche i precedenti. Vi do una dimensione: un buon debuttante di una casa editrice importante vende 5.000, quindi vuol dire che il prodotto di Luca Zaia funziona. Ci sono 3 protagonisti, sono lei e i suoi 2 amici, ma in realtà c'è un quarto protagonista. Si vede che lei ha un amore smisurato per questo quarto protagonista, che è un essere meccanico ma che ha un'anima, è la Due Cavalli. Qui c'è un racconto, perché la verità è che il libro nasce a 18 anni, e accade che un tuo collega, Aldo Cazzullo, la scorsa estate mi chiama e mi dice: ma guarda, che è un giornalista del Corriere della Sera, mi dice: abbiamo una rubrica che si intitola Il viaggio della vita. Mi fa: avrai un viaggio da raccontare? Io dico: sì, ma effettivamente più che raccontarlo ci avrei anche scritto sto viaggio. Fra l'altro, perché si scrive un libro al ritorno di un viaggio nel 1986? Perché era l'unico modo per cristallizzare un ricordo, perché non c'era nient'altro, non avevamo i social, non avevamo nulla, quindi allora si scriveva molto di più. E andando poi a ricicciare, a rivedere sto libro, l'impostazione era un po' diversa, perché intanto eravamo in 4, perché il quarto membro era l'auto. E l'auto aveva, pensate, cioè quante seghe mentali, scusatemi l'espressione, ci facciamo o si fanno, l'auto aveva un nome ed era, da come io avevo impostato il libro, era nel racconto la protagonista. E l'auto, siccome era francese, noi la chiamavamo Sophie. Cioè, apriti cielo, cioè, cos'è sta storia? 3 maschi portati in giro da un'auto che ha un nome femminile, se la chiamavamo Ugo forse passava meglio sta storia. E quindi, per evitare ogni forma di ultralettura, abbiamo eliminato il quarto partecipante, ma è lei la protagonista. Lei è la protagonista, è punto tale che andiamo ai Re della Frontera,
Sapete che Jerez de la Frontera è in estrema Andalusia, lì c'è una scuola fra l'altro di equitazione che c'è un monumento nazionale, si va proprio come visitatori a vedere tipo la scuola di Vienna, quella dei cavalli bianchi degli Lipizzani per capirci. Andammo a Jerez de la Frontera, trovammo chiuso, perché poi c'è sfiga, cioè trovi chiuso, ma abbiamo avuto una fortuna. A Jerez de la Frontera c'è il circuito del Gran Premio di Formula 1 e del Moto Mondiale. Noi arriviamo lì tra diciottenni, tu pensi arrivi, parcheggi a 2 cavalli, suoni il campanello e mendicherai la possibilità di fare una visita di questo circuito. Premetto che io non sono un appassionato di queste robe. Abbiamo trovato i cancelli aperti, non c'era nessuno. E quindi con 2 cavalli abbiamo fatto il giro di tutto il circuito. Beh, è la verità, perché poi io adesso qua non le proiettano le foto, c'ho la foto al photo finish, sul fascione bianco dell'arrivo con 2 cavalli. Ancora oggi mi chiedo come potesse essere abbandonato. Forse in quegli anni funzionava così, che erano delle strutture che abbandonavano per un anno e poi ci andavano lì a dare una ripulita solo in occasione del Gran Premio. Però questa è la storia. Tra l'altro in quell'occasione salta la regola del parsimoniare le foto, la regola dei 12 scatti del rullino. Avete fatto parecchie foto in quell'occasione e immagino che siano... ne abbiamo fatte, ma poi sapete in quegli anni chi ha avuto una formazione analogica come la mia, sapete che tu tornavi a casa con l'ansia di sviluppare le foto e poi mezze avevano gli occhi rossi, altre avevano gli occhi chiusi, altre erano sfocate e alla fine erano solo imprecazioni contro il fotografo della situazione che aveva fatto le foto. Quindi il tema delle foto in quegli anni era un tema sempre con grande punto di domanda. Tra l'altro scopriamo che Luca Zaia è uno di quelli che ancora sviluppa le foto, perlomeno le più importanti di un viaggio. Sì, un consiglio che vi do, è banalissimo, ormai anche tutti i fotografi sono attrezzati. Andate direttamente col telefonino, vi scegliete quelle che più vi piacciono, stampatevele, perché le perdete tutte se no. Loro erano preparatissimi e la preparazione di un viaggio così era veramente un'impresa, ma non mancano le scene da sprovveduti, che sono quelle insomma, che danno anche un po', che si ricordano forse di più a distanza di anni, o perlomeno scene in cui pensavate di avere un certo appeal e in realtà avete fatto una figuraccia. Monte Carlo, borsa preparata con vestiti eleganti per il casinò e invece poi insomma, vi ritrovate a cambiarvi davanti al casinò quasi come degli emigranti che arrivavano da chissà quale posto del noi mondo. eravamo ufficialmente gli scappati di casa, cioè nel senso che sì, ma questo è uno dei tantissimi cammini, siamo letteralmente denudati davanti nella piazza del casinò per poter andare, perché allora c'era la giacca, la cravatta, queste robe, fra l'altro c'era tutta roba di fortuna, non è che avevamo giacche e cravatte di qualità. Però insomma è stata l'occasione, perché quella fu la prima tappa, diciamo, fra virgolette, del viaggio, assieme a poi andare a vedere il Pirata, che era questo locale che tanto decantavano, ovviamente da fuori, perché era inarrivabile per i prezzi, e sempre diciamo in quella zona. Però penso che il viaggio sia assolutamente anche un'occasione per ricordare ai ragazzi, lo si capisce dal racconto, che se io facessi oggi quel viaggio probabilmente mi distrarrei a guardare il telefonino, i social media durante tutto il viaggio. Allora io ho avuto una fortuna, ho visto 70 ore di film fuori dai finestrini, anche perché non avendo il navigatore dovevi controllare i segnali stradali, vedere se c'era qualcuno per strada che magari camminava e gli chiedevi un'informazione. Cioè quello è un mondo che non esiste più. Oggi sicuramente i ragazzi hanno una grande fortuna, hanno molte più opportunità di quelle che avevamo noi, e noi abbiamo avuto molte più opportunità di quelle che hanno avuto i nostri genitori, perché questo lo dobbiamo dire. Tra l'altro lei dice un rammarico in qualche maniera per i ragazzi di oggi che hanno tutte queste fortune, che hanno un sacco di possibilità, ma il margine di sorpresa si è ridotto sensibilmente. Piccolo esempio, voi avevate visto magari nei cataloghi Marbella, ma le altre tappe probabilmente neanche sapevate cosa visivamente avreste incontrato. Oggi Instagram, Google, le TV e tutto quel che c'è dà una visione anticipata di quello che andrei a vivere. Ecco, la sorpresa ridotta di oggi è un tema non banale, lei lo tratta in più pagine. Beh, guarda, io penso una cosa, che sia una grande opportunità quella che oggi c'è, che abbiamo tutti, no? Non solo i giovani. Pensa solo a un ristorante. Tu riesci ad avere, che so, TripAdvisor che ci dice
che ristorante è, dov'è, c'è una marea di foto caricate dai clienti, le review, cioè quindi tutte le recensioni che vengono fatte, cioè cose che una volta non esistevano, cioè c'era il passaparola una volta, no? Però se ci pensate turisticamente noi come potevamo informarci su una località? Proviamo a fare un salto indietro magari di 40 anni, andiamo nel 1986 e pensiamo, pensiamo di, ad esempio, programmare un viaggio ai Caraibi, a Cuba. E voi oggi dite, prendo Instagram o entro nei social media, vado su internet, mi scarico foto, guardo le cose più curiose, magari scrivo Cuba segreta, allora mi dicono tutte le robe dei circuiti minori. Allora esisteva che tu andavi a mendicare un catalogo in qualche agenzia di viaggio per avere qualche timida foto di Cuba. C'era la guida le guide turistiche, quella del Touring Club o qualche altra guida, ma sempre lesinavano di informazioni e finiva lì. Quindi forse c'era questo fascino, no? Che tu arrivavi lì e veramente scoprivi. Quindi per scoprire dovevi essere te lì presente di persona perché non bastava il passaparola. E anche se qualcuno dei tuoi amici era andato a farsi un giro, magari ti portava un po' di foto sfocate sempre e quindi finiva lì. Tanto è vero che ad esempio la passione per la fotografia è tipica degli anni 80, degli anni 70, perché comunque era la volontà di cristallizzare delle situazioni che altrimenti, diciamo, magari qualche anche secolo prima venivano cristallizzate con forma d'arte tipo la pittura, no? Perché c'era una produzione così tanto importante di arte figurativa, pensate nel Settecento e nell'Ottocento, perché era una forma anche lì di lasciare qualcosa ai posteri della memoria, no? Mi ha colpito il grande tema, uno dei due grandi temi del libro sono la sorpresa e la libertà. Un aneddoto, nella sorpresa Luca Zaia e i suoi amici si sorprendono addirittura dei pistacchi, cioè voi prima di quel momento non avevate mai visto dei pistacchi. Anche questo è un elemento, oggi al giorno d'oggi abbiamo frutti esotici che arrivano in qualsiasi parte del mondo e invece vedere dei pistacchi per la prima volta era comunque anche questo un elemento di sorpresa. Dicevo, l'altro grande concetto che porta nel libro è la libertà. C'è un momento in cui lei supera la prima frontiera e dice: io non ho mai respirato come quella volta un senso così grande di libertà, forse non l'avrei mai più respirato così forte. Ci racconta quel momento? Sai, i cavalli, a me piacciono i cavalli adulti hanno un passo cadenzato, sono molto più attenti, hanno una percezione dell'ambiente che li mette più in sicurezza. Il puledro sgroppa, galoppa, va, briga. E quindi il fatto questo senso di libertà, voi immaginate 3 diciottenni che vedono per la prima volta una frontiera, no? Una dogana, vedono dei doganieri. Fra l'altro io scrivo nel libro, vedo che a un metro prima parlano italiano, un metro dopo parlano francese, un metro prima i fari delle auto sono bianchi come quelli che abbiamo noi, un metro dopo tutti i fari erano gialli in Francia, vi ricordo. Le auto francesi avevano i fari gialli. E quindi ti interroghi su molte cose, no? Noi siamo la generazione dell'Europa che aveva ancora le dogane, le frontiere, però il senso di libertà c'è stato perché comunque è un senso di libertà importante. E ai giovani nel libro dico anche questo, che la libertà non è la mancanza di regole, è l'assunzione di nuove regole. Cioè noi non è che possiamo dire che una persona è libera perché non ha più regole, una persona è libera perché cambia il suo modello di regole di vita e quindi ha delle nuove responsabilità e ne perde altre, ovviamente per strada. Coglie l'occasione in questo libro per lanciare più messaggi possibili ai giovani. Non lo fa da uomo adulto che deve necessariamente guardare dall'alto, ma lo fa raccontando proprio le emozioni che viveva in quel momento. Per esempio lei parla del fumo, parla della velocità, anche ricordiamo che il titolo è Fa presto, vai piano, che è un ossimoro magari che poi ci spiegherà. Quindi ecco, questo vuole anche essere un modo di dialogare a qualcuno che non è necessariamente un adulto o qualcuno che fa politica con lei, ma un pubblico diverso rispetto al solito. Nei miei libri parlo sempre ai ragazzi e difendo i ragazzi, perché noi abbiamo una colpa, che è quella delle narrazioni negative. Cioè noi dobbiamo, già il primo impegno che ci potremmo prendere tutti è quello di interrompere questa, diciamo, questa triste abitudine per la quale nostro nonno criticava i nostri genitori hanno criticato noi per la proprietà transitiva dobbiamo criticare per forza i ragazzi. E non funziona così.
Dopodiché dovremmo concentrarci su una foresta che cresce di ragazzi per bene, che ha voglia di fare, studiano, hanno progetti di vita e non pensare che tutto si riduca alla baby gang o a qualche mascalzone che non riesce a comportarsi in maniera educata, che peraltro, fra parentesi, esistevano in tutte le generazioni. E sono, come si può dire, in ogni paese che sia il matto del paese, che sia quello che si comporta male. Io penso che, ad esempio, vi faccio un esempio, se vi chiedo della fuga dei cervelli, noi siamo tutti tentati a dire ma se ne vanno tutti. Allora anche questa, in un paese nel quale ormai la narrazione che deve andare per la maggiore è quella della negatività, la fuga dei cervelli, vi dico questo, 18-34 anni, Veneto, 3.500 persone che se ne vanno ogni anno. È un dato negativo? Tutti direbbero di sì. È un dato positivo? Pochi direbbero di sì. Io dico che potrebbe essere anche un dato normale. E mi spiego. Intanto nessuno sa dirci chi sono, dove vanno, cosa vanno a fare, che stipendio hanno e tutta una serie di... e che formazione hanno. Allora, se voi andate a vedere questo dato, intanto nessuno vi è venuto a dire che la Germania ha la fuga dei cervelli più alta dell'Italia e che la Spagna c'è la doppia dell'Italia. Ma la chiamiamo fuga dei cervelli? Secondo me no, perché i ragazzi, se possono andare all'estero, debbono andare all'estero a formarsi, perché comunque siamo cittadini del mondo e il mondo con i nuovi mezzi di comunicazione è diventato piccolissimo. Vi ho detto prima, 70 ore di macchina, 2 ore e mezza di low cost. A questo punto noi dovremmo anche dire, ad esempio, che sui dati che ci propinano si dimenticano di dire che vanno a ricercare i dati AIRE, ovvero vanno a beccarmi i 18-34 anni che hanno la partita IVA e che gestiscono le gelaterie in Germania. Ma secondo voi questa è una fuga di cervelli? Saranno 50 anni che gestiscono le gelaterie. Noi abbiamo intere generazioni delle mie parti che hanno fatto fortune paurose gestendo attività all'estero. Quindi, allora, se un giovane ci va per necessità, è giusto che ci impegniamo a capire qual è il modello, ma se ci va per formazione, perché si è innamorato di una città, perché si era innamorato di un ragazzo o una ragazza, è giusto capire che le motivazioni sono anche altre e sono ovvie in un mondo nel quale, diciamo, c'è un'osmosi totale, cioè non siamo più segregati nel nostro paese. Quindi penso che noi dobbiamo impegnarci a difenderli di più questi ragazzi. Guarda, io l'ho scritto qui, l'ho scritto su I pessimisti non fanno fortuna, l'ho scritto su Ragioniamoci sopra, addirittura in Ragioniamoci sopra, che ha venduto 40.000 copie a una settimana fa. È un libro nel quale io parlo di questo tema e inizio il racconto, voi le conoscete bene, con Marco e Gloria. Marco e Gloria sono i 2 ragazzi, giovani architetti, morti carbonizzati alla Grenfell Tower di Londra. Sono andato al funerale di tutti e 2 questi ragazzi. Beh, se noi non avessimo avuto la notizia di questa tragedia e abbiamo avuto contezza del fatto che questi ragazzi sono andati a vivere in un edificio che non è degno di questo nome, perché sono morti carbonizzati per la mancanza di opportunità di scappare dal fuoco, non c'erano le regole di sicurezza, probabilmente oggi staremo a parlare di 2 ragazzi che sono andati all'estero a far fortuna, ma la verità non è quella. Ma per molti è così. Poi c'è 1 su 1000 ce la fa, se questo fa l'apertura a 9 colonne, però perché non vengono mai raccontate le storie di quelli che non 1 su 1000, tanti su 1000 ce la fanno e restano qui. Io sono stanco di sentir dire che solo gli intelligenti vanno via dall'Italia e restano solo gli idioti. 2 sere fa ero all'assemblea di Confapi, è venuta a parlare all'assemblea una ragazza che è padovana, quindi della vostra provincia, si chiama Laura Sposato. Questa ragazza ha 25 anni, la prossima settimana sarà ad Harvard a tenere una lezione. Ha fondato una startup che si chiama Joule. E lei cos'è che ha fatto? Ha detto, ma è possibile che arrivano tutti i curricula alle aziende, no? Cioè quando uno fa la ricerca, che so, di un direttore marketing o di un dirigente qualsiasi, arrivano pacchi di curricula e tu devi fare i colloqui, capire. Lei e il suo staff, il suo team, che peraltro hanno un'azienda che è in attivo, ha annunciato questo, ha messo in piedi un software, ovviamente con un algoritmo aiutati dall'intelligenza artificiale, che dice queste persone che si candidano facciano un breve speech, quindi un piccolo discorsetto, mi sembra 2 minuti o 2 minuti e mezzo, una roba del genere, parlino di quello che vogliono, anche del vicino di casa. L'intelligenza artificiale recepisce tutta una serie di mimica, di ragionamenti, di timbro di voce, eccetera, e dà già una lettura del profilo. Dopodiché ti fa una scrematura e tu deciderai
quali vuoi incontrare? Cioè, capite che questa è Harvard la prossima settimana, ma di questa ragazza non parla nessuno, perché se fosse andata ad Harvard a fare l'app, lei lo ha detto, ma possibile che c'è ancora gente che si meraviglia quando dico che sono in Veneto con questa app e non sono a Milano? Ma perché bisogna essere a Milano? Fatto in un mondo nel quale ormai esiste il nomadismo digitale, cioè tu vai a lavorare dove vuoi perché ti è sufficiente essere connesso. Questo è il vero tema. Quindi ai ragazzi dobbiamo aiutarli, non sputtanarli. Tra l'altro, se non sbaglio, quel sistema, quell'applicazione è stata testata anche su di lei qualche settimana fa ed è emerso che lei, il suo profilo ideale è allevatore di cavalli. Quindi diciamo che si avvicina alla realtà. No, a dire la verità, l'intelligenza artificiale ha anche detto che potrei fare il guardiano del campanile di San Marco. E quindi, vabbè, però al di là del sorriso che vi strappa, vi fa capire, ma è veramente giocosa questa prova che è stata fatta, vi fa capire che comunque comincia a catalogarti, no? Cioè identifica già delle cose che ti caratterizzano. Ma io penso che ci sia un sacco di... Pensate, H-Farm, Riccardo Donadon, che è un mio coetaneo, e lui inizia a giocare con il Commodore 64, poi si appassiona sempre di più di computer. Negli anni 90 mette in piedi una società che si chiamava i3 e lui diventa famoso perché fa questa società dove non c'è orario di lavoro, i ragazzi, ovviamente si occupa di software, di nuovi siti internet, allora era così, poi vende questa i3 per un sacco di soldi, erano gli anni della New Economy, fa un investimento per dar vita, diciamo, a un incubatore per nuove start-up e attrae ragazzi da tutto il mondo. Adesso ha un campus di quasi 3.000 ragazzi fuori dall'aeroporto di Venezia, a Roncade, quindi recuperando una vecchia azienda agricola dove è strepitoso. Adesso c'è anche fa anche formazione internazionale, quindi c'è l'asilo, le elementari, le medie, le superiori e l'università. Ci sono 3.000 ragazzi, d'estate vedi solo stranieri che vengono qui a formarsi, ragazzi a laurearsi o a fare i master, nessuno dice niente. Se fossero i nostri che vanno fuori, tutti scrivono. Questa è la verità. Poco fa, parlando di giovani e figli, ha citato anche i genitori che hanno un capitolo importante, hanno pagine importanti nel libro. C'è un passaggio che mi ha colpito. Lei dice, non è neanche stato un problema chiedere il permesso di andare, e non era cosa banale a quel tempo, bastava condividere il progetto. Ecco, lei ha avuto questa fortuna in ogni caso di avere dei familiari che l'hanno agevolata. Ricordiamo che la Due Cavalli, se non sbaglio, la utilizzava sua mamma e gliel'ha concessa per 20 giorni. Ecco, ci sono pagine che traspaiono proprio questo sentimento anche di gratitudine verso la libertà che le hanno lasciato. Io e mia sorella abbiamo avuto la fortuna, abbiamo 5 anni di differenza, lei più giovane, di vivere in una famiglia molto open mind. Non siamo figli di agricoltori, mio papà è un artigiano e mia mamma è una casalinga, però a casa mia eravamo abituati che se passava il marocchino e suonava il campanello a mezzogiorno, si fermava a pranzo. A casa mia è stata ospitata una ragazza madre perché i genitori l'avevano cacciata, cioè i miei vivevano così, cioè, e poi c'era un mantra che era quello del rispetto delle persone, quindi il tema dell'omosessualità era uno dei temi, no? Adesso è inutile far finta di essere tutti fenomeni. In ogni paese c'era la persona che era indicata come l'omosessuale, no? Magari la persona o una persona effeminata. Ecco, noi eravamo educati al rispetto e alla difesa delle libertà. Cosa che qualcuno non ha capito quando io ho presentato il tema della fine vita, perché vi hanno raccontato una storia che è vergognosa che sono venuti a raccontarvi, ma anche quella era è una difesa della libertà. C'era già nello Zaia di 18 anni il germe della politica? E No, quanto no, questo no. viaggio in qualche maniera l'ha instillato? Zero. No, zero. Io non vengo dalla politica, nel senso non ho mai fatto politica, ci sono arrivato per caso, avendo già avuto esperienze lavorative, perché mi ricordo che il mio compagno di università, fra l'altro di appartamento, che è anche mio cugino, fra l'altro, a un certo punto mi dice, guarda che nel nostro paese fanno una lista e nessuno si vuole candidare perché si vergognano, perché c'erano i primi albori della Lega, io mi candido in questa lista, divento più votato perché tutti mi conoscevano e da lì inizia, ma per anni ho fatto una roba diciamo, di puro, diciamo, era quasi, come si può dire, un passatempo, nel senso che facevo il consigliere comunale, un paese di 6.000 abitanti,
nulla di più. Quindi no, io non ho mai militato, non ho mai frequentato politica, frequento pochissimo anche adesso oggettivamente, cioè non sono uno che fa riunioni politiche, ste robe, cioè, io ho sempre governato, ho sempre amministrato come sapete e basta. Prima citavamo i tori, la corrida e tutto quello che gli va dietro. Gli animali sono molto presenti nel libro. Ecco, voi pensate a un gruppo di 3 giovani diciottenni che vanno a Marbella, che era un po' l'Eldorado del divertimento, si pensa a spiagge, locali, compagnie, ragazze, che effettivamente ci sono state, ma c'erano delle tappe ogni tanto. Voi avete frequentato per esempio degli allevamenti. Ora, non è proprio così scontato che un gruppo di amici decidano di prendersi una giornata per andare a visitare un allevamento, e c'è questo incontro con il cavallo andaluso, il suo primo incontro. Ma sì, sai, cioè, i bambini giocano con le macchinine o giocano con gli animali, non lo so, io ho sempre avuto la passione degli animali e avendo avuto la fortuna, qua lo scrivo nel libro, cioè, c'è un passaggio che a me sta a cuore, no? Pensare che i bimbi debbano avere un rapporto con la natura che sia verace, che non sia quello che può avere il cagnetto che porti al parco un attimo per fare le sue robe. Poi c'è un rapporto, noi eravamo un po' come l'Emilio di Rousseau, no? Cioè Rousseau nell'Emilio diceva, guarda, cioè, se tu metti un bimbo, diciamo neonato nella natura, ve la banalizzo e non sto qua a raccontare tutta la storia, probabilmente cioè, vivrà da animale, no? Cioè crescerà con, accudito dalla natura. Noi eravamo accuditi dalla natura, io ho avuto questa fortuna, cioè, nel senso che noi eravamo veramente dei selvaggi e questa è stata una grande formazione. Quindi io auspico sempre che i bimbi possano avere questo prodotto. Vi ricordate il Covid? Vi ricordate quando ci fu un bambino, che non mi ricordo più il nome, forse di queste parti, mi mandò 6 uova. No, ma allora, intanto pensate al marketing, no? Questo mi manda 6 uova su un plico via posta. Cioè se io fossi stato le Poste SPA avrei fatto uno spot, giusto report, minimo. Perché cazzo, sono arrivate intere le uova. E questo bimbetto di 8 anni mi scrive, le mando 5 uova feconde e una se la può mangiare, me l'ha segnata. Cioè lui sapeva quelle dove era passato il gallo e quella dove tu potevi mangiare. Io faccio e mi scrive poi una pagina così di istruzioni su come far nascere i pulcini. Mi scrive anche il modello di incubatrice. Io ho detto, ma questo qua è straordinario. Allora, lo dico in TV, guardate, ringrazio, voi sapete andavo tutti i giorni, ringrazio sto bambino che è stato bravo, Federico forse, che aveva un piccolo... Damiano, e si era fatto un piccolo allevamento di galline, cioè, ma accade così, anche a me è accaduto così con gli animali. Me ne arriva un altro, mi manda altre uova, perché c'era un altro bimbo che faceva queste robe, perché poi parte l'emulazione. Quello delle incubatrici mi sente in TV, ci manda l'incubatrice nuova e io li ho fatti nascere in diretta. Io trovo ancora oggi in giro i bimbi che mi chiedono dei pulcini. Però immaginate quei bimbi, comunque avevo l'incubatrice in conferenza stampa tutti i giorni che era lì. Hanno iniziato a sentire il cinguettio dei primi nati. Cioè è stato anche un momento per essere vicini ai bimbi, perché i bimbi durante il Covid veramente sono stati in grossa difficoltà. E quindi penso che i bimbi abbiano diritto ad avere un rapporto con la natura. Freud dice che l'uomo è l'animale più terribile che ci sia, noi abbiamo fatto fuori tutti, cioè, se ci pensate, no? Non siamo riusciti a far fuori i virus, ma se no li abbiamo fatti fuori anche i dinosauri. E dice anche che noi siamo l'animale che lascia più segni nel nostro passaggio terrestre, definiamolo così. Però bisogna essere e ricordarsi che siamo degli animali dotati di intelletto, però siamo degli animali e quindi abbiamo bisogno veramente urgente del rapporto con la natura. Pensare di allevare un bimbo senza rapporto con la natura vuol dire che comunque gli precludi una parte della sua formazione. Tra l'altro Damiano è stato alle cronache qualche giorno fa perché ha fatto un'altra donazione ad un ospedale. Sì, niente uova, niente incubatrici, qualcosa di più concreto, non ricordo cosa, però insomma ha seminato bene e continua a farlo. Andiamo verso il finale. Volevo dire, prima hai fatto una domanda sul titolo, no, ve lo dico, fa presto vai piano, è un po' l'esortazione veneta, no? Fa presto va piano. Io cerco di mettere titoli in veneto tradotti in italiano. E questa è l'esortazione delle mamme che ti dicono fa presto vai piano, è un ossimoro. Che cos'è un ossimoro? Sembra un controsenso, no? Fa presto vai piano, uno dice cosa devo fare? Fa presto va piano.
ma per noi in Veneto significa cerca di tornare a casa presto e non farti male, va piano, cioè ritorna rispettando le regole e cercare di non fare incidenti. Però lo leggerete nell'11° capitolo, non è solo esortazione delle mamme, è poi relativo alla vita, no? Fa presto, cioè vivi da questa vita, vai piano, non distrarti, assaporatela fino in fondo. E pensate che Seneca nel De brevitate vitae, cioè lui parla della vita, è una roba che potete leggere veramente, penso in un'oretta, farla grande. Adesso non posso dire queste robe, perché ogni volta mi dico, ma se dicono, la trovate anche su internet, senza comprare il libro. Vabbè, ma Seneca è morto, quindi no, e non si incazzerà. Però insomma è una robettina veloce da leggere. E lui dice che la vita non è breve, lo dice Seneca, ma dice che è l'uomo che la rende breve. E se ci pensate, come facciamo a renderla breve? Cioè fa presto, la vivi, ma vai piano, non pensare sempre a quello che dovrei fare domani, a mettere davanti il carro ai buoi, cioè viviti l'istante. E se parlate con i nostri malati, no? Soprattutto quelli gravi, ve lo ricordano, no? È spesso un racconto di quello che non si è potuto fare e avrebbero potuto fare. E quindi questo è il discorso. Ecco, a proposito di vai piano, nel libro parlo dell'amicizia, no? Se questi tre scappati di casa si mettono assieme per andare a fare un viaggio un po' on the road, tanto on the road, e ci sarà un motivo, sono amici. E ai ragazzi io dico una roba, attenzione a coltivare le amicizie, le conoscenze, di non dar mai per scontato nulla. Cioè, anche una persona che dice, intanto salutare, ma quando saluti una persona, cioè potrebbe essere una persona che ti cambia la vita, non sai mai dove sta la grande opportunità della tua vita. E pensate che quest'anno, o l'anno scorso forse, Mick Jagger, che è un cantante, cioè, che è strepitoso, una pop star, cioè siamo ai livelli dell'Olimpo della musica, ha fatto 80 anni. Io non lo conosco di fama, ma non so nulla di Mick Jagger. Sono andato a vedere su internet, su Wikipedia, e oggi c'è, e la sua storia. È straordinario sapere che Mick Jagger, e voi non lo sapete, ma io l'ho scritto nel libro, ha un chitarrista che è potentissimo, che è Keith Richards, che è famoso quanto lui, e suonano assieme, sono tutti e due ottantenni. Uno dice, ma quando si sono conosciuti questi due qua? Alle elementari. Cioè, alle elementari. Cioè, capite com'è la vita? Che è bella perché è straordinaria, no? Ognuno di noi potrebbe raccontare la storia di un incontro che gli ha cambiato la vita. Ed è esattamente quello che io cerco di dire ai ragazzi, quindi attenzione a tutto quello che vi passa sotto il naso, perché potrebbero essere delle grandi cose, voi siete distratti magari, perché accade spesso questo. Tra l'altro mi dicono Chiudi che sono stanchi. sì, che gli eredi di Seneca hanno già presentato denuncia, sa? Quindi ecco. No, penso, ma non è un reato dire, cioè vabbè, i libri vanno comprati, non vanno cercati su internet, però se volete leggervi un attimo sta roba la trovate. Questo non lo trovate invece, lo trovate solo là in fondo. Andiamo verso la fine. Qua ci sarà anche questo, sì, piratato da qualcuno. Da qualche parte lo troviamo. Il viaggio compie 38 anni, la Lega in questi giorni ne compie 40. Come sta? Posso dire una roba? No, perché sta domanda qua me l'hanno fatta in tanti, ma non è la Lega che compie 40 anni. Attenzione, qua c'è un errore nazionale pauroso. Compie 40 anni la Lega Lombarda, perché la Lega Nord è l'insieme, infatti si chiama Partito Federale, allora il segretario Bossi era il segretario federale di una federazione di leghe regionali. Allora la Liga Veneta della nostra regione è nata nel 1979, dal notaio sono andati in 14 a Padova nell'80 e nell'84 i lombardi, Bossi, sua moglie e altra gente che non so chi fosse, forse Leoni, l'ho letto proprio su Wikipedia, sono andati al notaio 4 anni dopo la Liga Veneta, quindi noi il prossimo anno facciamo 45 anni, loro quest'anno ne fanno 40. È passata l'idea che stiamo celebrando i 40 anni della Lega Nord, che non c'entra niente. Quindi è assolutamente un anniversario importante, perché una delle leghe, perché c'era Lega Piemonte, Lega Lombarda, Liga Veneta, Lega Friuli, e poi non mi ricordo gli altri, insomma io non c'ero in quegli anni, andavo alle elementari, anzi mi iscrivevo forse in prima media nell'82, e quindi però ecco sono 40 anni di storia, possiamo dire che comunque la Lega Nord nasce, se non sbaglio la data, nell'89,
a Pieve Emanuele, dovrebbe essere 89, quindi anni 90, ed è comunque un interlocutore politico che ormai penso sia il più vecchio del panorama politico nazionale, con gli alti e i bassi. E l'autonomia da votare post-europee, giusto o sbagliato, cosa ne pensa? Ma che qui si crea un caso sul nulla, nel senso che vorrei ricordare che l'autonomia è già incardinata, è già passata al Senato, passerà alla Camera, e io non ho mai fatto il parlamentare, non so quali siano, diciamo, le liturgie della Camera, i tempi della Camera. Se la approvano prima, bene; se approvano dopo, bene. Nel senso, basta che l'approvino. Dopodiché a me sta idea di dire non l'approviamo prima, se no il successo della Lega è meglio farla dopo. Cioè, prima o dopo, comunque, se è lì è perché noi ci siamo andati da fare come veneti, perché voglio ricordare che 2.328.000 veneti sono andati a votare, e se non ci fosse stato il referendum oggi non parleremo di autonomia. Quindi è un percorso travagliato, però insomma si va avanti su questa direzione. Io spero che si possa veramente fare un nuovo percorso di modernità per questo Paese. Napolitano, quando lo intervistarono, era Presidente della Repubblica, quando io iniziai questo percorso di autonomia, perché l'autonomia, tutta questa storia nasce in Veneto. Noi avevamo tentato già 2 volte prima del 2014 di fare il referendum, ce l'hanno bocciato. Nel 2014 facciamo la legge referendaria, il governo di allora del centro-sinistra ce la impugna, e dopo un anno, nel 2015 a luglio, la legge era del giugno 2014, nel 2015 una sentenza della Corte Costituzionale, sì no, una decisione del club del bar, ci dice che possiamo fare il referendum. Chiedono a Napolitano cosa pensasse di questo, no? Dice: ma sti qua, i veneti stanno facendo casino, e lui rispose, secondo me in maniera veramente lapidaria, ma anche illuminata: guardate, cioè io non c'ho niente a spartire col Presidente Napolitano, peraltro con quello ho avuto un buon rapporto. Lui disse: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, ed è esattamente così, cioè non ruba niente a nessuno, non affama a nessuno, cioè, sentite, quando sarà messa a terra, delle competenze che gestiva lo Stato le gestirà la Regione. I soldi che spendeva prima lo Stato, ve la spiego in maniera banale, per gestire quelle competenze, li darà la Regione per gestire queste competenze. Mi sono sentito dire: ma voi veneti siete più efficienti nella gestione, e allora a questo punto risparmierete soldi e quindi vi arricchite di più. Cioè, ma il Giro d'Italia non è che tutti girano la bicicletta con le pedali all'indietro, vai avanti, no? E io ho l'impressione che c'è una parte di paese che è per l'equa divisione del malessere e non del benessere. Questo è quello che mi sono fatto come idea. Ultimissima, giuro, questa mattina hanno dato alcuni nomi, 6 nomi di possibili candidati alle europee per la Lega. C'è il fantomatico capolista Vannacci, è possibile che ci sia un capolista Zaia o no? Guarda, allora ti dico la verità, non ne so nulla. Non ne so nulla, io peraltro ho avuto un periodo, sono stato molto impegnato, anche con un po' di guai, di impegni. E non ne so nulla, ho letto anch'io il giornale, non so se sceglierà il segretario. Per quel che mi riguarda non ho contatti, nel senso che non sono stato contattato per il resto della mia opinione. Dopodiché, guardate, cioè non voglio neanche essere smentito, il resto della mia opinione però che ho ancora 1 anno e mezzo di ragione da fare, nonostante molti sperino che finisca prima, e non dico voi, ma insomma c'è qualcuno che prega, e c'ho ancora 1 anno e mezzo, c'è un sacco di robe da fare. Penso che è bene che resti concentrato sulla Regione, e comunque anche se mi candidassi, e comunque anche se condizionale mi candidassi, mi candiderei a perdere, perché non accetterei la carica. Questo è quello che ho sempre detto, ma non c'ho nulla in lavorazione, questo no. Ho letto anch'io il giornale stamattina. Luca Zaia, fa presto, vai piano, avete i libri all'ingresso. Non ha molto tempo il Presidente, ma è disponibile per un velocissimo firmacopie, mi dicevano 10 minuti. Grazie di essere venuti qui, anche perché mi rendo conto che a quest'ora, però per me è stato utile aver fatto un incastro con, sapete che oggi abbiamo inaugurato i lavori di un'altra ciclovia. Noi come Veneto, con gli investimenti fatti in questi anni, siamo la regione con più ciclovie, e questo ci permette di dire che abbiamo quasi 1500 km di piste ciclabili, e questo ci permette di rispondere all'offerta turistica. Pensate che quest'anno il cicloturismo è cresciuto del 30%, ed è l'occasione per ricordare che vale circa 5 miliardi e mezzo di euro. Una regione che è la prima in Italia per turismo non può non avere le ciclovie. Grazie e buon weekend a tutti, grazie, scusatemi.
Mi dicono che dovete venire sopra il palco per firmare.